Il Mistretta si conferma seconda forza nel girone B di promozione, passa in rimonta anche al Caldarera di Sant'Angelo di Brolo e in anella il quarto risultato utile, la terza vittoria in 4 gare. Con le immagini di Davide D'Amico la sintesi si apre con la Sant'Angiolese subito in avanti al tiro con Cangemi che chiama D'Amico alla respinta. Ancora locali alla conclusione subito dopo con Spinella il cui sinistro non trova lo specchio della porta. Bersaglio che i padroni di casa centrano però al minuto 29 quando Tranchita da buon ex lo infilza per l'1-0 con un preciso destro con tanto di scuse per il gol. Una gioia che per i ragazzi di Bitto dura fino al minuto 44 quando il Mistretta ciuffa il pareggio con Diaz che ribadisce in rete la respinta di Caserta. I biancoazzurri ci credono e nella ripresa dopo 4 minuti trovano anche il sorpasso quando Caserta ferma fuori aria Salerno lanciato a rete beccandosi il rosso diretto dal signor Patrizio e con il tecnico di Casa Bitto costretto a mandare in porta il preparatore dei portieri Antonio Lamonica al posto di Cangemi. L'esperto portierone di casa però nulla può fare sul piazzato di Salerno che vale di fatto il 2-1 per il Mistretta e il gol numero 5 in campionato per il bomber biancoazzurro. Nonostante l'uomo in meno i locali tentano il tutto per tutto, ma prima un super D'Amico dice di no al piazzato dalla distanza, poi il colpo di testa di Tranchita si perde al lato per centimetri, quindi ancora Tranchita col destro sfiora di poco il bersaglio ed infine la girata volante di Spinella centra in pieno la traversa. Il 2-1 finale consegna al Mistretta il punto numero 10 in campionato che conferma i biancoazzurri sul secondo gradino del podio a -2 dalla Messana capolista, mentre la Sant'Angiolese scivola al 6° posto e rimane ferma a quota 6 punti.